Terremoto all'ASP di Agrigento, dove il commissario straordinario Mario Zappia ha disposto la rotazione di tutti i direttori di presidi ospedalieri di distretto e di tutti i funzionari apicali. Una sorta di rivoluzione che, stando a quanto trapela, comporterà lo spostamento di tutti i dirigenti da un punto all'altro della provincia. Il direttore sanitario dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento verrà ad esempio spostato a Sciacca, mentre il suo collega Gaetano Migliazzo verrà a dirigere il presidio ospedaliero di Contrada Consolida ad Agrigento. Alla base del provvedimento la direttiva ANAC, che risponde a criteri quale trasparenza ed efficienza. La rotazione del personale è stata disposta perché il commissario straordinario, fin dal suo insediamento, ha verificato uno squilibrio all'interno dei servizi amministrativi dell'azienda in ordine, scrive, alla corretta distribuzione del personale dipendente, ma anche una sorta di appiattimento sulle competenze già acquisite che limitano la crescita professionale del dipendente stesso. Considerazione che vale anche appunto per il personale dei servizi sanitari non infungibili e in particolare per quei servizi dove attività sanitaria comporta anche l'esercizio di funzioni organizzative di carattere amministrativo. Un esempio, scrive Zappia, per tutti i distretti sanitari di base e le direzioni sanitarie di presidio, oltre al Dipartimento di Prevenzione Veterinario.